è terminata con il risultato di 1-1 la sfida tra Parma Athletic Club Palermo. Siamo qui con Gabriele Cipolla, tecnico della formazione ospite. Ti chiediamo subito, partendo forse un po' dal secondo tempo, cosa è successo di differente nel primo? Partendo dal secondo tempo, dovremmo partire dal primo in realtà, perché le partite di calcio vanno giocate per 90 minuti. È successo che noi nel primo tempo probabilmente non siamo entrati in partita, siamo rimasti tra virgolette, come si suol dire negli spogliatoi, perché eravamo molli, arrivavamo in ritardo e stavamo concedendo un po' troppo. Il secondo tempo, più che altro, diciamo che con i ragazzi ho parlato per spiegare un attimino come vanno affrontate le gare, perché appunto le gare durano 90 minuti e penso che loro abbiano capito e abbiano risposto in modo presente, perché il secondo tempo è stata tutt'altra storia, però devo dire che nel complesso probabilmente un pari è giusto, perché si è giocato tra l'altro quasi un tempo per ciascuno, avendo delle occasioni da una parte e dall'altra. Ci riteniamo soddisfatti perché ci abbiamo creduto fino alla fine e questo deve essere l'atteggiamento che ci deve portare fino a fine campionato. Dal punto di vista psicologico, quanto è importante questo pareggio in casa della Parma, la formazione che dentro casa comunque tende un po' a imporre le proprie giocate? Ma guarda, non è facile giocare contro la Parma in questo campo, non è semplice, lo sappiamo, è importantissimo il punto, perché dal punto di vista morale sicuramente venivamo da una sconfitta credo immeritata la scorsa settimana e quindi pensa se avessimo subito la seconda, insomma un attimino era un po' pesante. Poi se trovi il pari alla fine e vedi esultare i ragazzi in questo modo, vuol dire che hanno capito qualcosa, che ci credono e che ci crederemo sicuramente fino al termine di questo campionato. Un secondo tempo finito in crescendo con ottime prestazioni su tutti. Vorrei citare la partita di Corsino, ha veramente preso tanti palloni, li ha recuperati, li ha portati facendo anche un po' da collante tra difesa e attacco. Come giudica la sua prestazione? Ma guarda, considera che ha finito con i crampi, quindi questo la dice tutta, come lui, come tutti gli altri, perché comunque si sono spesi, quando hanno capito che non stavano dando quello che dovevano si sono spesi anche tanto, quindi Nicolò ha fatto la partita che doveva fare, quello che io ho chiesto, e quindi a lui e a tutti i suoi compagni i complimenti. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita, match contro il CUS Palermo, come la preparerà e forse se penserà a questa partita alla luce della preparazione della prossima. Ma guarda, noi prepariamo le partite come tutte le altre, perché io quello che dico ai ragazzi è proprio questo, dico sembra scontato ma tutte le partite valgono 3 punti se le vinci e 1 se pareggi, quindi noi le prepariamo tutte allo stesso modo. È chiaro che affrontiamo un avversario diverso, è chiaro che lo affrontiamo in un campo diverso, però sicuramente affrontiamo un avversario di valore e quindi dovremmo stare molto attenti a quelli che sono i loro punti di forza e cercare di sfruttare al meglio le nostre caratteristiche.